Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mer- Mercoledì scorso abbiamo visto che San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, esorta a rimanere radicati nella speranza della resurrezione. Con quella bella parola, saremo sempre col Signore. Nello stesso contesto l'Apostolo mostra che la speranza cristiana non ha solo un respiro personale, individuale, ma comunitario, ecclesiale. Tutti noi speriamo, tutti noi abbiamo speranza, ma anche comunitariamente. Per questo lo sguardo viene subito allargato da Paolo a tutte le realtà che compongono la comunità cristiana, chiedendo loro di pregare le une per le altre e di sostenersi a vicenda, aiutarci a vicenda, ma non solo aiutarci nei bisogni, in tanti bisogni della vita quotidiana, ma aiutarsi nella speranza, sostenersi nella speranza. E non un caso che comincia proprio facendo riferimento a coloro ai quali è affidata la responsabilità e la guida pastorale. Sono i primi ad essere chiamati ad alimentare la speranza, e questo non perché siano migliori degli altri, ma in forza di un ministero divino che va ben al di là delle loro forze. Per tale motivo hanno quanto mai bisogno del rispetto, della comprensione e del supporto benevolo di tutti quanti. L'attenzione poi viene posta sui fratelli che rischiano maggiormente di perdere la speranza, di cadere nella disperazione. Noi sempre abbiamo notizie di gente che cade nella disperazione e fa cose brutte, no? La disesperanza li porta a tante cose brutte. Il riferimento è a chi è scoraggiato, a chi è debole, a chi si sente abbattuto dal peso della vita e delle proprie colpe e non riesce più a sollevarsi. In questi casi la vicinanza e il calore di tutta la Chiesa devono farsi ancora più intensi e amorevoli e devono assumere la forma squisita della compassione, che non è avere pietà. La compassione è patire con l'altro, soffrire con l'altro, avvicinarmi a quello che soffre. Una parola, una carezza, ma che viene dal cuore, quello è la compassione. Hanno bisogno del conforto e della consolazione. Questo è quanto mai importante. La speranza cristiana non può fare meno della carità genuina e concreta. Lo stesso Apostolo delle Genti, nella lettera ai Romani, afferma con il cuore in mano: noi che siamo i forti, che abbiamo la fede, la speranza, o non abbiamo tante difficoltà, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Portare le debolezze altrui. Questa testimonianza poi non rimane chiusa dentro i confini della comunità cristiana, risuona in tutto il suo vigore anche al di fuori, nel contesto sociale e civile, come appello a non creare muri, ma ponti,
a non ricambiare il male con il male, a vincere il male con il bene, l'offesa con il perdono. Un cristiano mai può dire me la pagherai, mai. Questo non è un gesto cristiano. L'offesa si vince col perdono. A vivere in pace con tutti. Questa è la Chiesa e questo è ciò che opera la speranza cristiana, quando assume i lineamenti forti e al tempo stesso teneri dell'amore. E l'amore è forte e tenero. È bello. Si comprende allora che non si impara a sperare da soli. Nessuno impara a sperare da solo. Non è possibile. La speranza per alimentarsi ha bisogno necessariamente di un corpo nel quale le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicenda. Questo allora vuol dire che se speriamo è perché tanti nostri fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e hanno tenuto viva la nostra speranza. E tra questi si distinguono i piccoli, i poveri, i semplici, gli emarginati. Sì, perché non conosce la speranza che si chiude nel proprio benessere. Spera soltanto nel suo benessere. E quella non è speranza, è sicurezza relativa. Non conosce la speranza chi si chiude nel proprio appagamento, che si sente sempre a posto. A sperare sono invece coloro che sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà e il proprio limite. Sono questi i nostri fratelli a darci la testimonianza più bella, più forte, perché rimangono fermi nell'affidamento al Signore, sapendo che al di là della tristezza, dell'oppressione e della ineluttabilità della morte, l'ultima parola sarà la sua e sarà una parola di misericordia, di vita e di pace. Qui spera sentire un giorno questa parola. Vieni da me, fratello, vieni da me, sorella, per tutta l'eternità. Cari amici, se come abbiamo detto la dimora naturale della speranza è un corpo solidale, nel caso della speranza cristiana questo corpo è la Chiesa, mentre il soffio vitale, l'anima di questa speranza, è lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non si può avere speranza. Ecco allora perché l'Apostolo Paolo ci invita alla fine a invocarlo continuamente. Se non è facile credere, tanto meno lo è sperare. È più difficile sperare di credere, più difficile. Ma quando lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, è Lui a farci capire che non dobbiamo temere, che il Signore è vicino e si prende cura di noi. Ed è Lui a modellare le nostre comunità in una perenne Pentecoste, come segni vivi di speranza per la famiglia umana. Grazie.